Buonasera e ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Li avete sentiti i titoli delle principali notizie di oggi. La prefettura chiede 1800 posti per raccogliere i migranti. Al bando rispondono cooperative, strutture private e religiose, ma mettendone a disposizione un terzo. E i sindaci si dividono, si spaccano ancora una volta. Intanto il caso di Cona dovrebbe essere discusso giovedì nella commissione parlamentare d'inchiesta. Sentiamo. Senza certezze il futuro dell'accoglienza dei migranti in Veneto. La prefettura ha chiesto di mettere a disposizione 1788 posti, che comprendono i quasi 1400 già presenti e la quota dei probabili arrivi dei prossimi mesi. Ma dal bando, come temeva il prefetto Domenico Cuttaia, risultano disponibili solo 498 posti, meno di un terzo di quelli che servirebbero, tra l'altro con disparità notevoli da comune a comune. Il prefetto sperava di distribuire i migranti tra tutti i 44 comuni della provincia di Venezia, invece solo in 16 ci sono strutture che hanno risposto al bando. In tutti gli altri, inevitabilmente, i migranti al momento non arriveranno. Sandonà sta facendo la sua parte, condivide anche la prospettiva del prefetto, e cioè di distribuire equamente un peso che altrimenti concentrato in pochi luoghi sarebbe insostenibile e presenterebbe dei rischi, come abbiamo anche già visto. 4 i comuni il cui numero di migranti raggiunto è già pari a quello previsto dal bando: Annone, Mira, Fiesso d'Artico e Dolo. A Scorzè assegnati teoricamente 47 posti, ma quelli reali potrebbero essere 8. Per il comune non dovrebbero arrivare nemmeno quelli. Non c'è un numero giusto. Noi abbiamo una marea di persone senza lavoro, abbiamo una situazione economica molto difficile. Questi grandi soloni che parlano di integrazione un giorno ci spiegheranno qual è l'integrazione. Finora l'unica integrazione che stiamo facendo è verso le cooperative che prendono soldi. Con loro li stiamo integrando molto, perché gli stiamo dando milioni di euro. Intanto restano aperte situazioni paradossali come quella di Cona, dove il bando prevede 10 posti e dove invece da quasi un anno vivono oltre 500 persone nell'ex base militare. Da Sandonà un invito al primo cittadino di Cona, Alberto Panfilio. Lo inviterei però a sollecitare una risposta di responsabilità da parte di quei colleghi che finora hanno chiuso le porte. E per far scendere a cifre più sostenibili la presenza a Cona è in programma questa settimana, forse giovedì, la seduta della commissione d'inchiesta sui profughi attiva alla Camera dei Deputati. È stata una parlamentare veneta a sollecitare l'inserimento del caso Cona all'ordine del giorno, con una novità. Porterò questo caso che assomiglia a molti altri, ma che penso sia assolutamente necessario prendere in analisi. Avevo anche chiesto che venisse audito il prefetto di Venezia, che è anche responsabile del Veneto, e mi auguro che ciò avvenga nel più breve tempo possibile e che si possa anche andare in Veneto, dare ai veneti una prospettiva sulla gestione di questo fenomeno.